Ringrazio l'assessore Vito per la risposta che mi darà, visto appunto che l'assessore Santoro ci ha avvisati che non poteva essere presente, ma questa è una IRI sempre legata alla questione degli aumenti dei canoni ATER che sono subentrati dopo la nuova riforma sulla casa, sulle politiche abitative. Ci sono già degli atti depositati sia da parte nostra ma anche delle altre opposizioni per cercare di proporre delle soluzioni definitive ai problemi insomma, che sono stati creati ai cittadini. Ma parallelamente abbiamo anche fatto degli accessi agli atti alle varie ATER per avere i numeri delle famiglie colpite dagli aumenti e le percentuali riferibili alla rivalutazione delle rendite catastali e quelle ai criteri correttivi regionali. Tutte le ATER ci hanno risposto che era impossibile fornirci questo dato perché era impossibile da calcolare, perché non erano, in qualche maniera i parametri non erano comparabili. Ora, pochi giorni fa, il 9 marzo, abbiamo visto il comunicato fatto dall'assessore Santoro che dice che metterà a disposizione questi 2 milioni di euro per andare incontro a circa un quarto dei locatari delle case ATER per calmierare gli effetti della riforma. Siccome credo che la cifra non sia stata detta così a caso, ma sia stata fatta sulla base di dati che molto probabilmente saranno state passate dalle ATER stesse in base alle segnalazioni che hanno ricevuto dopo l'applicazione del nuovo affitto. E siccome erano esattamente quelli che noi cercavamo in qualche maniera di chiedere alle ATER il numero delle famiglie che sono state interessate da questi aumenti dopo l'entrata in vigore della riforma e del regolamento nello specifico, a questo punto chiediamo alla Giunta se ci dà questi dati che le ATER in qualche maniera non ci hanno dato. Grazie. Grazie a lei. Assessore. Sulla base del combinato disposto della legge regionale 1 del 2016 e del regolamento di attuazione dell'edilizia sovvenzionata di cui al DPREG 26 ottobre 2016 numero 208, i canoni degli alloggi di edilizia sovvenzionata sono determinati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, dell'assegnatario e del suo nucleo familiare, in una misura percentuale rispetto al canone oggettivo. Precedentemente la situazione economica del nucleo era calcolata prendendo a riferimento i redditi IRPEF. Si tratta perciò di un vero e proprio cambiamento di paradigma che rende impossibile un confronto diretto tra i dati precedenti ed i dati attuali, in quanto, prendendo questi ultimi a riferimento l'ISEE, fotografano in modo profondamente diverso la situazione economica complessiva. Non solo, è necessario anche porre l'attenzione sul fatto che i canoni corrisposti fino a dicembre 2016 e quelli corrisposti a partire da gennaio 2017 fanno riferimento a 2 censimenti diversi. Il primo basato sui redditi percepiti nel 2012 e il secondo basato invece sull'ISEE presentato nel 2015 e pertanto è fisiologico che i dati non possano corrispondere. Difatti tra un censimento e l'altro sono sicuramente intervenute modifiche rispetto alle singole situazioni familiari, come sempre verificatosi tra un censimento e quello successivo. A fronte di una manifesta impossibilità di paragonare i dati precedenti con gli attuali, si possono prendere a riferimento altri dati, ad esempio il fatto che è aumentato il numero di locatari ricompresi nella fascia A, al cui interno gli affitti vanno da un minimo di 12,07 euro ad un massimo di 130 euro. Oppure il fatto che ora non esiste più un canone minimo e infatti in ogni ATER ci sono inquilini che pagano meno del vecchio canone minimo. Non va trascurato poi un dato che garantisce che è sbagliato parlare di aumenti di canone in quanto le previsioni di entrate per il sistema regionale delle ATER sono invariate e quindi se qualcuno ha subito un aumento per un ISEE che lo ha attribuito ad una fascia diversa rispetto a quella precedente, c'è qualcun altro che ha invece avuto una riduzione che ha compensato l'altrui aumento lasciando invariato il gettito complessivo, quindi nessun aumento ma una redistribuzione in base all'ISEE. Infine, per quanto riguarda il correttivo tecnico introdotto, si puntualizza che a seguito di quanto è emerso dai primi 2 mesi di applicazione dei nuovi canoni, si è rilevato che i nuclei
composti da una sola persona erano quelli che potevano subire una penalizzazione derivante dal nuovo sistema di calcolo con l'ISEE, che tende infatti a favorire maggiormente i nuclei con più persone. Il correttivo tecnico introdotto, pertanto, andando a calmierare i tetti massimi dei canoni di locazione in tutti i nuclei unipersonali di fascia A e delle subfasce dalla B1 alla B10, che corrisponde ad un ISEE pari a 20.000 euro, cioè al limite massimo con cui è possibile fare domanda per un alloggio di edilizia sovvenzionata, permetterà di rimodulare in misura importante i canoni di locazione nella maggior parte dei casi, circa l'80% di tutti i nuclei unipersonali, con un abbattimento dei canoni fino al 25%. Grazie. Dal Zovo. Io ringrazio l'assessore Vito ovviamente per la risposta che ha letto. A parte insomma, vedere che dovevamo fare questa riforma per aiutare quelli che sono più in una situazione di disagio e invece sono stati quelli più colpiti dall'applicazione della riforma stessa, perché di fatto quelli da soli sono stati quelli appunto che hanno subito maggiormente le conseguenze. Mi dispiace che aver dovuto insomma, arrivare a fare un IRI per avere una risposta che a questo punto potevano darmi le ATER. Se la risposta era questa, potevano tranquillamente inviarmela invece che rispondere in quella maniera.